Se vuoi vincere una competizione devi essere presente in tutta Italia. La Lega di fatto ha perso qui, però ha guadagnato da qualche altra parte per stare in piedi. Ha guadagnato al sud, ha guadagnato in Friuli, ad esempio un ottimo risultato in Friuli, e poi in tutte le regioni meridionali. È l'effetto Ponte di Messina ed è uno dei risultati dell'analisi sul voto di giugno elaborato dal politologo Paolo Feltrin. Numeri e tendenze spiegate ad una platea di artigiani per un pomeriggio in Camera di Commercio voluto da Confartigianato Treviso. Sono 5 incontri che faremo distribuiti nell'arco di qualche mese. È un incontro importante sul tema le votazioni, quello che è successo comunque nelle amministrazioni comunali e quello che comunque è successo poi anche a livello europeo. Noi come aziende, come attività, l'economia dipende da tutto questo. Importante quindi capire i nuovi equilibri politici e di conseguenza le scelte economiche locali come europee, tenendo conto che queste elezioni hanno visto un maggiore interesse rispetto al passato. Mai come questa volta le elezioni europee sono state seguite con attenzione e anche gli esiti della competizione europea in queste ore, in questi momenti, sono seguiti come mai dai media e dagli spettatori, dai cittadini, il che significa che c'è una presa di consapevolezza quantomeno dell'importanza della questione. Anche come dati di partecipazione le analisi danno risultati diversi da quelli divulgati finora. C'è un comune, Soverzene, dove l'affluenza ufficiale è del 23%. Semplicemente perché su 1100 elettori ce ne sono 840 iscritti all'AIRE, residenti all'estero. In realtà la partecipazione reale è stata del 65%, 3 volte di più. Detto questo, l'ultima prova elettorale promuove tutti. Per una volta quasi tutti contenti, nel senso che la coalizione di governo nessuno ha perso, non ha perso Fratelli d'Italia, non ha perso la Lega, non ha perso Forza Italia. Come al solito per un politico l'importante è non avere uno 0, in meno. Una volta che c'è uno 0, in più va tutto bene. Sulle opposizioni il PD ottiene un risultato inatteso e insperato per il crollo dei 5 Stelle, per cui non c'è più discussione su chi è il primo.